Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con ARPAV, CSQA, Bioagro e Intermizzo. Si è tenuto nei giorni scorsi il primo focus del trittico Vitivinicolo Veneto 2022, storico evento promosso da Veneto Agricoltura con Regione ARPAV e Ovive, che ormai da tanti anni alla vigilia dell'estate punta i riflettori sullo stato fitosanitario e fenologico del vigneto veneto in questa cruciale fase della stagione. Complessivamente nelle principali aree vitivinicole del Veneto la situazione sembra più che buona. Qualche preoccupazione arriva dalla carenza idrica dovuta all'annata siccitosa e dall'incombere della flavescenza dorata, per la quale la Regione ha avviato dei servizi informativi utili ai viticoltori. Sono 106 siti in Veneto in cui viene lanciata la Vespa Samurai per combattere la cimice asiatica. Ad effettuare l'intervento sono i tecnici dei servizi fitosanitari di Veneto Agricoltura e del Dipartimento Dafne dell'Università di Padova. Per il terzo anno consecutivo è scattato anche in Veneto il lancio della Vespa Samurai, insetto esotico antagonista della cimice asiatica. È un parassitoide oofago, vuol dire che depone le proprie uova all'interno delle uova della cimice asiatica e da queste fuoriescono poi degli adulti che vanno a parassitizzare altre uova di cimice asiatica. Elemento determinante nella lotta biologica del fitofago che attacca soprattutto i frutteti di pero, melo e pesco, ma anche i campi di soia e mais. I lanci sono 3 e vengono fatti nell'arco dell'estate, partono da metà giugno e il momento di inizio è dettato dalla presenza di ovature di cimice asiatica. Poi questi lanci vengono ripetuti per ogni sito altre 2 volte a distanza di circa 20 giorni proprio per coprire la presenza di ovature in ambiente. Sono 106 i siti individuati per il lancio della Vespa Samurai, autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica. In 3 anni si vedono i risultati. I parassitoidi, il controllo biologico sta facendo una sua parte, ha un suo ruolo, poi è necessario che comunque rimane la cimice asiatica un organismo, un infitofago da gestire poi nelle colture, quindi gli agricoltori poi lo sanno ormai benissimo, hanno imparato a gestirla, devono utilizzare le reti antinsetto piuttosto che la lotta chimica quando è necessario e con prodotti rispettosi dell'ambiente e eventuali anche altri strumenti per la cattura ad esempio di elevati numeri di cimici. Interventi delimitati nel tempo per evitare che l'introduzione massiccia di un insetto esotico per combatterne un altro possa alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente e delle colture. Si sta tenendo in questi giorni in Pian del Cansiglio presso l'Angara di Veneto Agricoltura l'evento conclusivo del progetto europeo Forest, finanziato dal programma europeo Erasmus+, con l'obiettivo di promuovere e condividere buone pratiche di tipo tecnico, legislativo e di sostenibilità per una strategia comune finalizzata alla standardizzazione delle competenze e le qualificazioni dell'operatore forestale. Veneto Agricoltura è il soggetto capofila del progetto che vede coinvolti enti provenienti da 5 diversi paesi europei, Italia, Austria, Slovenia, Croazia e Romania. Nell'occasione è stato presentato un manuale delle buone pratiche ed esperienze positive in tema di formazione dell'operatore forestale. E questo è il nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una nuova ondata di caldo con temperature che si sono portate su valori molto elevati per il periodo e che hanno superato la media di 5-6 gradi con punte massime di 35-36 gradi. Il tempo nel fine settimana si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, qualche tratto di maggior variabilità è atteso per venerdì, quando ci potrà essere qualche annuvolamento in più associato a locali rovesci o temporali, specie sui rilievi e temporanei rinforzi di vento. Le temperature si manterranno ben al di sopra della media del periodo, salvo una temporanea attenuazione nella giornata di sabato. Dalla terra alla tavola, e questi sono i consigli dell'esperto di cucina Alessandro Mazzone per noi. Oggi andremo a fare un hamburger che definiremo veneto. In particolare andremo a utilizzare l'hamburger pantano che arriva da un unico animale, per cui voi immaginate solitamente l'hamburger è l'insieme di tutti gli scarti di produzione, in questo caso unico DNA in questo hamburger. Abbiamo il radicchio di Chioggia IGP, abbiamo la casella trevigiana DOP. Non potevamo terminare questa composizione se non utilizzando il miglior pane italiano. Siamo in provincia di Venezia, Cinto Cao Maggiore. A completare questo piatto siamo a Venezia, utilizzeremo la porchetta utilizzata dal grande chef Gianfranco Vissani.
Di eccellenza in eccellenza non potevamo che abbinare un altro prodotto straordinario del nostro territorio veneto, in particolare parliamo oggi della Alabarda, un vino che come un grande amarone saprà catturarci di sorso in sorso. Buon appetito a tutti! Grazie a tutti per l'attenzione, AgriNews torna nella prossima puntata.